Buonasera da Venezia, tra l'altro per la festa del cinema, perché con il sindaco Pizzoli e la delegazione si presenta la festa del riso. Sindaco, intanto siamo con un ospite particolare, perché siamo qua e poi ci presenti il suo ospite. Siamo con Chef Lorenzo, innanzitutto buonasera, la cornice è stupenda, è quella della Biennale di Venezia, l'hotel storico di Excelsior alle nostre spalle, presto fra qualche minuto entreremo nel padiglione della Regione Veneto. Devo ringraziare l'assessore Corazzari e naturalmente la struttura regionale che anche quest'anno ci dà il privilegio di presentare questa festa che ormai è diventato uno storico appuntamento per Porto Tolle, la nostra festa ormai diventata per eccellenza, la chiusura un po' anche di tutte le sagre paesane della Fiera del Delta, ma poi appunto arriva la festa del riso che è proprio una festa per Porto Tolle, una festa dell'agricoltura, una festa del mondo enogastronomico, quindi una festa che dà veramente risalto al nostro territorio a cui siamo particolarmente legati. Con noi c'è Lorenzo, come dicevi benissimo Leandro, ma si presenterà da solo Binatti che è il nostro chef di Porto Tolle, uno dei coordinatori per anche il galà appunto della festa del riso che sarà il giovedì sera e darà l'apertura a questa festa che quest'anno sarà nella location della corte di Cecchetto, quindi insomma ex corte Arcangeli proprio vicino a Catiepolo, ma lascio a Lorenzo il modo di presentarsi. Sono qua in rappresentanza dell'Associazione Cuochi del Polesine, dove sono presidente, e da quest'anno abbiamo fatto, tra i tanti eventi che stiamo mettendo giù la programmazione, abbiamo chiesto al Comune e alla Proloco di darci fiducia per gestire una serata con professionalità insieme all'Istituto Alberghiero che farà il ruolo di sala e l'AIS Veneto, la delegazione di Rovigo, che faranno il servizio dei vini abbinati ai piatti che andremo a proporre. Saranno piatti comunque tutti a tema territorio, dove la componente principale sarà ovviamente il riso, e concluderemo con un secondo piatto a tema orientale. Grazie chef. Allora sindaco, intanto ripetiamo quando sarà il gran galà del riso appunto a Porto Tolle. Sì, la settimana come sempre andiamo verso la fine di settembre, il giovedì 19 inizia, perdonatemi, poi venerdì, sabato e domenica, naturalmente il giovedì sarà esclusivamente il galà su prenotazione, mentre le altre serate saranno aperte a tutti, il sabato e la domenica anche a pranzo, naturalmente aperto a tutti con i comitati che avranno modo anche di fornire i loro risotti, così la situazione è quella classica di ogni anno. Abbiamo comunque, ripeto, anche degli spettacoli. Insomma sarà una questione anche a tema, ma ripeto soprattutto è la valorizzazione di un territorio che... Direi che ormai la festa del riso per noi è diventato un po' il fiore all'occhiello, l'appuntamento in chiusura della programmazione estiva, ed è veramente un evento di promozione del nostro territorio, dei nostri prodotti tipici, e ogni anno cerchiamo di elevare la qualità e di fornire sempre qualche elemento aggiuntivo in modo da attirare sempre più avventori, oltre che soddisfare i nostri cittadini. Ecco, Porto Tolle sta diventando sempre di più una meta importante dal punto di vista turistico, sia per il paesaggio, sia per anche le esperienze culinarie che possono trovare. È tanto difficile mantenere essere sempre sul pezzo, come diceva il sindaco. Beh, sicuramente richiede un'attenzione costante, perché nulla nasce da sé, nulla si sviluppa, ma richiede proprio un lavoro che è volto a divulgare il nostro territorio, a divulgare delle informazioni e a far riconoscere ed attirare le persone anche attraverso appunto la promozione dei nostri prodotti. Per noi la gastronomia si sa che è un elemento importante che contraddistingue proprio il territorio.